Sportivi e tifosi, gli highlights di questa settimana sono gentilmente offerti da SAF Spa, azienda leader a livello europeo nel settore del condizionamento e riscaldamento, con sede a Valliona in via Casalì 3. EBLM Group, main sponsor del Montecchio Maggiore Calcio, azienda leader a livello mondiale nella produzione di macchine per taglio laser, curvatubi e sagonotubi, con sede a Cantù in via Selvaregina 30. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Federico, una sconfitta 2-0 con l'Union Clodiense. Sul tabellino ho indicato poche azioni, ma quelle poche azioni hanno significato 2 gol per l'Union Clodiense. Tu come l'hai vista dalla panchina? Sì, è giustissimo, abbiamo preso gol su una punizione e su un rigore. Abbiamo rischiato di prendere il terzo gol su un'altra punizione laterale verso la fine. E poi per il resto, bravi loro a sfruttare le palle da fermo, ma noi secondo me abbiamo fatto una buona partita. Se io guardo le occasioni, ci sono state anche dalla parte nostra, non le abbiamo sfruttate, ma il calcio è così, loro è una squadra concreta, esperta, che poi in certi momenti addormentava la partita, non ci faceva giocare e usciamo dal campo sconfitti, dispiaciuti, perché volevamo fare un debutto in casa in modo diverso, ma io penso che la partita comunque è stata fatta e i giocatori sono stati comunque bravi. Hai provato a cambiare con un triplo cambio al 15° del secondo tempo per vedere un po' se cambiava l'inerzia della gara, ma lì purtroppo dopo è arrivato, non c'è stato, diciamo, quel cambio di inerzia che magari ti potevi aspettare. Sì, abbiamo provato a cambiare qualcosa, abbiamo detto le settimane scorse che la nostra rosa è importante e ampia, ci volevano forze fresche, infatti abbiamo spinto fino alla fine, abbiamo ottenuto il pallino del gioco, anche se poi alla fine non è bastato per cambiare il risultato. Perfetto, grazie Federico, adesso ovviamente testa a Mestre. Grazie Gemano. Ha spazio davanti a sé, prova l'1-2 con Tommaso Pegoraro, prova il lancio, ancora abbiamo Segalina, prova il tiro. Azione insistita ancora, vediamo Cardellino, Simna, Lucas per Mauri. Mattia Mauri, tiro. Gol di Mattia Mauri, Inter 1-2, Balla che rimane lì, prova il tiro deviato, vediamo, gol ma fuori gioco, 2 per Marco Rocco, prova a saltare l'uomo, bella, ancora Penzo. 2004, palla al piede, vediamo che imposta per Nicolò Visinoni, ha spazio davanti a sé, prova a saltare l'uomo, si avvicina all'area di rigore, insiste ancora Nicolò Visinoni, attende l'arrivo di un compagno, tutto chiuso, si incespica, ribatte ancora. Ora per Medina, raddoppiato, serve Filippo, mette un bel pallone al centro, vediamo Cardellino. Parte Riccardo Serena, tiro al centro, pallone che rimane lì, traversa. Vediamo Visinoni, allarga per Valenti, palla al centro,